Sì, ora lo dice anche qui da me. Sì, che siamo Buonasera a live. tutti. Sì, Buonasera, speriamo di aver preso vediamo un po' se siamo in diretta. Sì, siamo in diretta, direi Hilde. proprio di sì. Sì, sì, Buonasera sì. a tutti cari amici. Adesso speriamo di aver azzeccato la pagina giusta del Marietto, cari amici. Vediamo un po'. Poi vado a controllare se siamo sul tuo No, diario. non siamo sul diario, ma siamo sull'altra pagina, ma fa niente perché Ma non ho facciamo. capito, siamo sulla pagina del Marietto Veneziano e non E, sul tuo e- diario? e ho sbagliato, sì, però fa niente, la sto mettendo adesso. Va bene. Così c'è più brio. C'è un po' più di ricerca e la sto mettendo anche per i nostri amici sui vari gruppi, i migliori gruppi che accettano il Marietto e la Hilde. Sì, sì, Perfetto, in effetti siamo sulla tua pagina, però voilà. Vediamo un po'. Li sto seminando. ma scusa, ma se invece la facessimo ripartire, a parte che ormai ci sono già 3 persone Ma collegate, però no, vanno benissimo, vanno benissimo. Ci amano e ci perdonano. Voilà, ci vedono. Vedi qualcuno collegato, Hilde? Ah, c'è Giada che ci saluta. Buonasera Giada, sì, sì. Buonasera Giada. Deve aver cliccato, bravissima, il link di StreamYard, così riusciamo a vedere il nome. Molto bene. Come andiamo Giada? Tutto bene? Bene Giada, sono contento. Adesso vediamo se riesco a piazzarlo da altre parti. Il nostro. Voilà. Sì, 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 sì. Allora, io sono qui con le Vedo sette, sibille, tu vedo sei sette, con... vedo sette persone collegate. Ah, bene, no, io non riesco a vedere quante Vedo anche sono... Tiziana. Buonasera Tiziana. Adesso vediamo un po'. Vediamo un po'. Buonasera Tiziana. Sì, Ah, un po' di pensieri, eh. Penso che siamo tutti con qualche pensiero, chi per un motivo, chi per un altro. sì, vediamo un po' Vabbè. da farsi, va. Maria Rosa Gallo, ciao Maria Rosa, buonasera anche a te. E ovviamente saluto anche Tiziana, anche se non ho visto il suo commento. Roscat, ciao. Piano piano alla chetichella ci stanno raggiungendo un po' di amici. Tu non riesci a vedere i commenti, Hilde? Sì, 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 adesso anch'io. Giada, Ariane, sì, ciao sì, Giada, sì, devi ciao andare su live Maria Rosa comment. Gallo, sì, vedo Maria Rosa Gallo, Rosa Cat. Sì, sì, esatto, siamo più o meno in 10, vedo già 10 persone, già 10 anime pietose, nel Benissimo. senso che non hanno paura di niente. Saluto, metto qui le manine, saluto, ciao. Giada, già una bella domanda, mi sa. Sì, sì. Allora, anche Claudia, ciao. Ciao Claudia, ciao, bene. Vedo anche la Allora, Claudia. vuoi sapere se riuscirà a trovare... Eh no, Perla, sei riuscita ad accedere, ti vedo. Sì, bene. Vediamo un C'è po' la anche prima Christian. domanda. Buonasera Christian. Allora, vi ricordo che dovete porre la domanda precisa, è una domanda sì-no col pendolino e io ovviamente stenderò una rapida stesa appunto di carte, stenderò 5 carte delle sibille per dare una risposta, insomma, breve, così diamo spazio a quante più persone possibili. Dunque, Marietto Giada chiede per Perla se Sì? riuscirà a trovare casa in una zona che le piace ad un prezzo conveniente, ovviamente con buoni requisiti. Ok, allora, allora per l'Ariani 2 agosto 74, Esatto. se troverà. Attenzione perché sto usando il pendolino pezzo da 90, eh. Queste sono risposte di peso, eh. Sì, sì, perché capite che questo peso, cioè questo pendolino per spostarlo ci vuole un carro armato, eh. I E pensavo bicipiti. che andava sul no, invece va sul sì. Eh sì, molto probabilmente la Perla riuscirà. Ci vorrà un po', Bene.
pochino, perché per spostare questo è come un Himalaya, però per riuscirlo a spostare sì, sì. Farà fatica, però alla fine ce la farà. Sì, sì, sì. È un sì deciso, Sì, corposo, sì. però Ora giro anch'io, sì, grazie Hilde, fammi un po' un giro giro, anch'io. una piccola. Sì, 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 sì. 5 carte, vediamo cosa dicono. Vediamo di definire anche una sorta di tempistica. Vediamo. Allora, diciamo che questo progetto è un po' sembra in sospeso, sembra allontanarsi, almeno così al taglio. Sì, però ci saranno un po' di contrasti, non sarà tutto facile, però dovresti chiudere poi definitivamente un capitolo. Non credo nel prossimo periodo, però ci vorrà un po' di attesa, però secondo me troverai già qualche cosa positiva nell'arco di un paio di mesi, 3. Se cerchi sarai aiutata da una persona valida, forse qualcuno del mestiere, ok? Marietto, vediamo la prossima domanda. Sì, dimmela pure. Abbiamo Maria Rosa Gallo che chiede se riuscirà ad uscire da questa situazione di malessere. Sai l'età? Cioè, scusa, la data di nascita? Non ha messo la data, infatti. Mm, Ricordatevi di mettere la data, però abbiamo una fotoprofilo, forse ci può bastare. sì, allora mi collego alla fotoprofilo. Sì, perché sì, mi però collego per Maria Rosa Gallo si uscirà da questo periodo. Ricordatevi infatti quando ponete la domanda di mettere la vostra data perché per noi la scia energetica è importante. Comunque ha scritto è 16 agosto 1960. Mm. È un Mm. periodo in salita, Maria Rosa. Mi sa che forse solo con le sue forze non... È un periodo in salita, Mm. sì, anche il pendolino, che vabbè che è un pendolino di peso, però è difficile che Maria Rosa in questo periodo, questa situazione di Vediamo malessere. cosa dicono. Sì. Vediamo cosa dicono le sibille, ne giro 5. C'è da tener duro, tener duro. Caspita, ma probabilmente ti ha dato qualche problema una relazione sentimentale, eh? C'è Mm, proprio mm, 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 mm. un, un colpetto, è cambiata qualcosa, qualche... Mm. Eh, Ci vorrà un atto di forza e di volontà, ma per ora con quella carta lì, cioè le carte non sono di per sé tanto negative, però quella carta va a negativizzare le altre che sono vicine, cioè ci sono afflizioni e poi probabilmente è stato qualcosa a livello sentimentale che ti ha, o che comunque ti darà un pochino di problematiche. Ci sarà qualcosa da rivedere, qualche incontro forse che sfumerà. Allora, Claudia, grazie, il complimento. Allora, vediamo un pochino. Sì, Abbiamo appunto Claudia, 11 giugno Claudia, 72 e Daniele, 19 aprile 72. Torneremo ad avere una relazione intima? bella domanda, eh? Adesso che mi concentro, pendolino, se non dici né sì né no, per il momento. Aspetta Mm. Claudia, non muoverti, non respirate perché sennò Ha preso, ha preso un macigno il Marietto.
Direi, Claudia, direi che la cosa è piuttosto né sì né no. È una cosa che anche il Io pendolino è una cosa che anche il pendolino poverino non sa Allora ne Marietto, la prossima volta che userai questo pendolino dovrai aver fatto una serie da almeno, non so, 1000 ripetizioni al giorno per non un centinaio di giorni, quando non sarai riesce a muo allenato per quel peso. non Che riesce temo proprio a che... muoversi. No, 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 no. Senti Marietto, se tiri fuori l'altro pendolino, così vediamo che risposta dà, uno Sì, un po' più prendiamo subito, leggero. sì, 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 Perché sì, sì, questo... sì. E voilà. Beh, sembrerebbe proprio di sì, invece. Te l'ho detto, devi fare allenamento, cioè, con i Quell'altro muscoli proprio non delle si riesce a mani. spostare, invece questo qui sì, 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 sì. Questo è anche corposo, eh. Hai visto com'è partito? Mi sa che ti consumerà. Sì, 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 sì. Poi, Claudia, preparati. Preparati, eh. Allora, vediamo cosa dicono le sibille comunque. Giriamo 5 carte. Sarà l'aria di primavera. Sai, non mollerà facilmente l'osso, eh? Si è proprio messo di buona volontà, vedrai che si farà di nuovo avanti, cambierà di nuovo atteggiamento, tornerà più sicuro di prima e comunque avrà sempre un fare servizievole, però sospetto che ci sarà più di un interessato, Claudia. Andiamo avanti, vediamo un po'. Perla, se otterrà la pensione di reversibilità, questa volta la domanda l'ha posta lei direttamente, prima è stata la sorella a farla per lei, Ah, interessarsi per lei, vediamo un po', 2 agosto 74, se otterrà la pensione di reversibilità, però se non sbaglio l'avevamo già vista questa cosa. non Chiedi mi di nuovo, boh, lo faccio? ho una sorta di Vedo. déjà vu, sì sì. Allora, 2 agosto 74. Mm. Sembrerebbe di sì, però, Sì, sì, diciamo è duretta, sembrerà un no all'inizio, ma poi ce la sì, farai. Magari non tutta la somma, adesso vediamo un po'. cioè, sarà prima un no, poi un sì, insomma ci sarà da lottare a denti Eh. stretti, eh. Non sarà una cosa D'accordo. facile. Una È una cosa del salita. genere. Vediamo, Sì, giro sì. 5 carte. Allora, nel frattempo che guardo Perla, invito Christian a porre la domanda un po' più chiara, perché sinceramente non ho ben capito. Non so se lui l'ha riscritta bene sotto. No. Dunque, eh, Christian, per favore riformula la domanda perché riuscirò a riuscire le lavoro, non riesco, cioè, forse vuoi sapere se riuscirai nel lavoro? Dopo lo guardiamo. Allora, intanto guardo Perla, ho queste 5 carte per vedere sulla pensione. Andiamo un po'. Ci sarà sicuramente qualche ostacolo e qualche difficoltà che ti darà del pensiero per come risolvere, sai, ti dovrai rivolgere a qualcuno, consultare più persone, alla fine troverai qualcuno che ti darà la dritta per cogliere al volo un'occasione, comunque si presenterà un'occasione, ma tanti ostacoli. Tieni duro, Perla. Tieni duro, sì, comunque sì, alla fine ce la farai, eh. Sì, sì. Non sarà facile, ma alla fine la prenderai. Quel Allora, che è. guardiamo per Christian. Sì, dimmi. Allora, Christian vuole sapere se riuscirà nel lavoro 22 gennaio 80. Boh, è molto vaga la cosa, perché insomma, però Vabbè, sì o no. Poi non sappiamo magari questo sì o questo no, in che modalità, in che termini, perché dipende tanto da cosa intendi per riuscire.
Eh sì, perché se è una rapina in banca non penso proprio. E insomma è un sì tiratissimo, eh. Mh-mh. È un sì Magnesium supremo, perché mi eh. sembri sottotono stasera. È un sì Strano. è un sì del Sì, parto, eh. tirato proprio. Christian, quando ce la farai, è un sì proprio suderai 7 camicie Mh, per questa cosa che hai in progetto di fare. Sarà durissima, ma è 22. un sì. Prova un po', Hilde, a vedere un Sì, po' sì, cosa sì, 22 gennaio '80, vediamo Christian. le sibille è più facile perché le stendi, ma il pendolino se non si vuol muovere Ma anche dal non muoversi può dare una certo, risposta a modo certo, suo, certo, certo, nel certo. suo linguaggio. Adesso vediamo cosa dicono le sibille. Comunque ce la fa, un po' Mh. fatica. Sì, penso che debba, incontrare da vicino qualcuno che si, può occupare e dargli una mano. Allora anche qua c'è qualcuno che un po', rema contro. Possibile, non so, che si tratti o della moglie o comunque di qualcuno, che gli è vicino e che probabilmente, ha qualche timore, no, nei confronti di un eventuale cambiamento, però c'è un po' d'attesa e qua non vedo ancora. Ah, sì, dai, sì, 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 ci vuole un po' però, prima c'è tutta una fase di tormento e di sospiri. Mm. Sì, infatti guarda sotto Cristian Vanzetto ha scritto: "Se la strada lavorativa che sta percorrendo è giusta", ecco. Ecco perché il pendolino faceva una fatica, Allora, perché sì, cioè è giusta sì, però allora, farei fatica tantissimo. sì, è una strada leggermente in salita, dunque dovrai Sì, tenere duro, crederci, credici, sì, soprattutto tu. Allora, continuiamo con le domande, vediamo. sì. Um, Abbiamo risposto Christian. Vedo Erika. Erika Erika Solinas. Solinas, riesco ad inserire anche la pasticceria nel mio bar, 17 gennaio 84. Vediamo un po'. La vedo proprio dura, eh. Mm. Questo è un no deciso. Prova un po' a vedere Hilde cosa dicono Sì, da te. magari non è conveniente, magari Mh. alla lunga potrebbe essere. Certo, in Sicilia ci sono certi bar con pasticceria, adesso non so dove sia Erika, però qua, qua dove sono io, sono in Sicilia, c'è questa consuetudine. Tra l'altro tutti i bar di un certo tipo, ovviamente di un certo spessore, hanno proprio il laboratorio di pasticceria. È tutta un'altra cosa ovviamente mangiare prodotti così, o poter prendere, insomma, però ci sono anche dei costi molto notevoli, dovrai valutare bene visto i tempi che arrivano e Esatto, quelli in cui siamo già infilati, cioè non è che esatto, sì, adesso sia sì, tanto sì, sì, allegra. sì, 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 sì. Vediamo un po'. Temo che dovrai metterci una pietra sopra, vediamo un pochino, però cosa dice. Beh, intanto adesso è bloccato. Oh, aspettate che non si vede proprio niente. Allora, è bloccato, è tutto fermo, anche se hai la volontà di fare questo cambiamento, solo che ehm, dovrai veramente valutare molti aspetti e non tralasciare nulla, c'è il rischio appunto di trascurare qualcosa. Comunque c'è una notizia, non è chiaro, non sembra proprio un sì. Mm. Beh, delle preoccupazioni, è possibile che comunque, è anche possibile che tu lo faccia, da quello che vedo qua, però non è detto che poi funzioni, che dovresti pensare bene sull'investimento e sull'eventuale risultato. Allora, Sì. buonasera Italia. Buonasera Ehm, Italia.
Andiamo avanti con le altre domandine, se ce ne sono ancora. Sì, c'è Giada che dice non vede l'ora che definiamo il pacchetto di, sai, i servizi di abbonamento che Ah pensavamo sì, in di futuro mettere faremo su, sì, sì, presto vi daremo notizie. sì, esatto. Buonasera Giusy, buonasera Maurizio Antonio, teniamo sempre d'occhio l'orario che alle 9 abbiamo il muro di fuoco. Certo, certo. Eh, ehm, ma ecco Maurizio Antonio che ci chiede se è Sì. consigliabile la conciliazione con la sua ex, che cosa pensa di me? Sarebbe favorevole? Lui è 16 agosto 70, lei 22 novembre 79. Allora, Vediamo se è possibile una fammi riconciliazione. vediamo se è possibile la conciliazione, O conciliazione o riconciliazione? Nel senso, dovete definire una separazione o volete tornare insieme? Sai, è un po'. Io ho bisogno sempre di capirle bene le Sì, domande. perché mi stai facendo una domanda, il pendolino era già partito sul no, però forse se fai la domanda Dipende se abbiamo capito bene cosa intende lui, perché magari noi rispondiamo fischi per fiaschi, capendo una cosa per un'altra. Maurizio, se hai il buon cuore di dirci se intendi una conciliazione, nel senso un accordo, trovare un accordo per una separazione, o se pensi che possiate riconciliarvi. esatto. Comunque Erika abita in Sardegna, eh? Ah, bella anche la Sardegna. Mm. Lo scherzo, il cannone è buono, però. Sì. Allora, boh, Moscato non ha ancora risposto. Insieme, sì, sì, è scritto insieme, voleva sapere se tornano insieme. Tornano Ok. insieme, bene, allora adesso E sarebbe favorevole all'idea di tornare insieme. ok. Io la vedo un po', il pendolino la vede un pochettino in salita la cosa. Mm. In salitissima. Prova un po' a vedere quale. Eh, Poi se ha preso lei la decisione, le La vedo. donne difficilmente si guardano indietro poi, però adesso vediamo cosa dicono anche le carte, non è che necessariamente. Allora, Maurizio, 16 agosto 70 e la moglie, ex moglie, 22 novembre 79. Guardiamo un po' insieme. Non sono riuscita a prendere. Ma potrebbe essere un qualcosa di opportunistico. Ma sai, le carte non danno un no netto. Però quando c'è questa carta qui è sempre un po' segno che c'è di mezzo qualche avvocato o qualche giudice, dunque un qualcosa di tipo legale. È più probabile che voglia comunque trovare un accordo positivo, favorevole. Non so, non è che non è né un no né un sì, cioè lei sembra molto determinata, però forse non è che sono proprio spenti del tutto i sentimenti, bisogna un po' vedere. Non so, c'era al taglio più un qualcosa di opportunistico, sarebbe magari non necessario, boh, non saprei. Diciamo che è in fase di valutazione, ma secondo me si è raffreddata molto. Mm. Ok, qualcun altro ha qualche domanda? Vediamo, io non vedo altre domande nella chat qui del nostro pannello. Tu vedi qualcos'altro? Mi sembra di. No, niente, per vedere i video, scusa, i circuiti che abbiamo già fatto vedere stamattina, perché nei prossimi giorni farò anche la pillola su. Sì, vediamo se non li ho messi via, sono qua, così li mostro, li ho già mostrati questa mattina, ma un ripassino non è male. Abbiamo allora il circuito per l'induttore magnetico, dunque questo praticamente serve a
correggere il magnetismo personale portandolo al giusto livello e al giusto equilibrio, dunque agisce non solo sulla forza magnetica vitale, ma anche sulla forza curativa, il potere di suggestione, che è molto importante, soprattutto se usato con discernimento, può veramente aiutarci attraverso la programmazione mentale, la programmazione del subconscio ad avere degli ottimi risultati. Dunque è un circuito Losange che è un emettitore, dunque basterà posizionare, ecco, non riesco a coordinarmi, basterà posizionare il nostro testimone all'interno del circuito e attivarlo al solito con 21 giri di pendolino minimo, l'ideale è lasciarlo girare il più a lungo possibile e sicuramente nel tempo traiamo degli ottimi benefici perché molta della nostra salute, del nostro equilibrio psicofisico dipende anche dai livelli di magnetismo personale. E poi abbiamo fatto un ripassino del circuito per rafforzare le difese immunitarie che sfrutta la molecola di questo farmaco distribuito che è presente in Russia, qua non è commercializzato, e con le vibrazioni benefiche della LEF e dello scudo di Davide che sarebbe la stella 6 punte o esagramma. Bene, Maurizio ci ringrazia per la risposta, gli abbiamo dato insomma una conferma di qualcosa che immaginava. Cristian ci saluta, buonanotte, allora buon riposo, a presto e grazie per essere stato con noi. Bene Marietto, allora noi tra un pochino abbiamo il muro di fuoco, Esatto. per quelli che aderiscono a questa iniziativa di difesa dei nostri confini, una difesa da questi attacchi che abbiamo avuto e che purtroppo abbiamo non da poco e da tanto tempo, però diciamo che non è mai stato così evidente come questa sì, ma puoi fare anche situazione del... l'invito, o per quelli che vedranno questo video anche sul tubo, e rinnoviamo l'invito anche a iscriversi ai nostri canali di Legada Maledetto Veneziano, anche di iscriversi al gruppo di Telegram, dove Di Legada Telegram, esatto, dove ogni lunedì abbiamo appunto un incontro tra le 20:30 e le 21:30 dove stiamo condividendo un percorso diciamo esoterico. Per quanto riguarda poi il muro di fuoco, generalmente alle 20, no, sbaglio, alle 21, alle 21 ci troviamo tutti quanti per 5 minuti tutte le sere per appunto rafforzare queste egregore di difesa, un egregore di catena, perché siamo più persone ad alimentare la stessa struttura. Qualche settimana fa mi hanno fatto una domanda, anzi più di una domanda, perché cioè io dovrei fare una pillola, però vuoi anticipare tu qualcosa sulla differenza fra una d'agida e un rito operativo lunare, rito di alta magia Ma operativo? certo, allora, Fammi sto molto favore, perché io farò volentieri, una anche pillola, perché... no, perché Sì, qualche sì, sì. settimana fa c'è stato qualcuno che mi ha fatto queste domande e Allora, ho tante pillole da fare e mi è uscito al dimenticatoio. Spiegami pure, va. allora, lo spiego a te, lo spiego a loro, ma tu ovviamente sei pronto a fare una pillola, non è che hai bisogno di spiegazioni, però è giusto fare un chiarimento, anche perché sfruttano ovviamente principi diversi. Mentre l'alta magia cerimoniale usa le lunazioni o comunque determinate ripetizioni e ovviamente si aggancia anche ai tempi e ai cicli lunari, perciò anche nelle manifestazioni e nel momento in cui si va a coagulare dall'astrale nel materiale la manifestazione di quello che era intenzionalmente stato creato nell'astrale ed era l'obiettivo del rituale, è chiaro che sono ripetizioni diluite nel tempo che vanno lentamente a sfruttare appunto la capacità lunare di amplificare e di concretizzare volta dopo volta, ripetizione dopo ripetizione. Dunque è più l'alta magia cerimoniale si utilizza di più quando deve essere fatto da un punto di vista propiziatorio, dunque se nell'arco per esempio di un anno o di un periodo si vuole sviluppare un potenziale magnetico utile per una qualche obiettivo, per una qualche impresa, allora ecco che si sfruttano determinate lunazioni. Nei casi più urgenti si ravvicinano, dunque si fa magari una serie di giorni o
più volte a settimana, ma non quotidianamente. La Dagida ha un'altra modalità, non è alta magia cerimoniale, sebbene faccia parte della ritualistica salomonica, ma non si aggancia né alla Luna né alle sfere planetarie, dunque lavora più per magia simpatica e per analogia vibratoria con il testimone della persona, e dunque si lavora sul piano mentale della persona per la quale si crea la Dagida, instillando determinate suggestioni, giorno dopo giorno si ripete. Dunque la Luna può in un certo senso aiutare l'operazione fatta con la Dagida, ma noi ci occupiamo di scegliere luna calante, luna crescente o un giorno piuttosto che un altro sulla base di altri requisiti che si riallacciano alla gematria, vale a dire che si trova qual è il dominatore della persona, perché ognuno comunque ha un dominatore planetario più forte rispetto ad altri e quello che lo rende più vulnerabile, dunque si individua qual è questo dominatore, si sceglie il giorno con cui si parte in base a questo, e dopodiché con un'indagine al pendolino si chiede anche quante sono le ripetizioni eventualmente che occorrono. Dunque c'è tutta un'altra modalità dietro, tutto un altro impianto, tutto un altro lavoro. Dunque questo un po' il senso, mentre con un rituale propiziatorio si sfruttano i cicli lunari e la capacità della Luna di portare frutto, la Dagida non segue le lunazioni inteso come i rituali planetari o l'alta magia cerimoniale, ma crea comunque una suggestione nella persona e poi in base alla capacità di assorbimento di quella persona che fa suo quella suggestione che ha ricevuto e poi la manifesta. Dunque la Luna c'entra poco e niente, può dare una manina, ma tutto dipende dal subconscio del soggetto e da quante ripetizioni ha ricevuto. Ovviamente le ripetizioni sono calcolate da soggetto a soggetto, non c'è una regola standard. Scusa, Hilde ti sta chiamando l'Italia. Sì, L'Italia come nazione. lì è le 21. Caspita. Allora, per rispondere a Rosquet, il cerchio di fuoco, il muro di fuoco lo facciamo adesso insieme. Dunque lo vedrai anche tu, ci si rivolge a est e poi si segue in senso orario le varie direzioni dei punti cardinali fino a tornare di nuovo sull'est, e ad ogni punto cardinale tracciamo il pentalfa e poi puntiamo il centro del pentalfa e facciamo vibrare i nomi divini, uno per ogni punto cardinale. Dovete semplicemente ripetere, mi raccomando, è una ripetizione che viene fatta dal diaframma, deve proprio vibrare forte, è come se doveste spingere questo nome nel punto più a est possibile quando siete a est, più a sud possibile quando siete a sud e così via, cioè dovete immaginare che arrivi al punto più a est del mondo. Ok? Bene, sono già in ritardo, però mi perdoneranno, diciamo che siamo ancora abbastanza coordinati. Vediamo faccio partire il timer, sono 5 minuti a partire da adesso. Yod He Vav He. Adonai. He. Agla. Fatto questo, immaginando un cerchio di fuoco intorno a noi, ci rivolgiamo a est e immaginiamo di estendere il cerchio di fuoco fino a quando comprendiamo tutta l'Italia. E restiamo in questa meditazione per 5 minuti, o almeno quello che resta dei 5 minuti, durante i quali, se vogliamo, possiamo aggiungere la forza di Rafael, che è Dio che cura, immaginando un raggio, un fascio di luce bianca con riflessi verdi chiarissimo che cura tutta l'Italia.
Bene, i 5 minuti sono trascorsi. Abbiamo fatto anche questa sera la ripetizione per l'egregore di catena di difesa. Sì, bene. Direi che ho cercato di spiegarlo per chi non lo avesse mai fatto, dunque spero che abbia potuto ripeterlo e farlo insieme a noi. Comunque può sempre venire nel canale appunto di Telegram in Magici Arcieri Bertoldini alle 9 e casomai può chiedere anche a altri magari, se non è chiaro quello che gli hai fatto vedere. Comunque penso che era Sì. perfetta la spiegazione. Bene, va bene. Intanto salutiamo anche Livio che è passato a Ciao salutarci, ha Livia, fatto grazie. sicuramente anche lui, grazie anche Grazie a Ross Livia, che sicuramente si grazie sarà Ross, sì. cimentata. Sì. Bene, noi vi ringraziamo, cosa ne dici Marietto? Sì, penso che Sì, sei sì. stata bravissima Idde, grazie. No, anche tu. Grazie a Benissimo. tutti per la compagnia e per, insomma, per essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento di serata e noi ci sentiamo a presto. Abbiamo la diretta venerdì sul mio canale YouTube, dunque vi aspetto e domani sera sul gruppo Telegram, mi raccomando, quei 5 minuti che abbiamo dedicato anche come stasera al muro di fuoco. Grazie a tutti, Allora io vi splendo, auguro. Va bene, buonanotte. Buonanotte a tutti, buonanotte.